Il primo amore non si scorda mai, perché per il sottoscritto la Polo è stata la prima vettura posseduta e credo di non essere l'unico. Per la piccola di casa Volkswagen sono passati più di 45 anni, ma con Volkswagen Vicentini capiremo perché il restyling della sesta serie piace così tanto e vi sorprenderà ancora. Chi dice che nuova Polo vada considerata esclusivamente una city car? In realtà, grazie ai nuovi equipaggiamenti e nuovi spazi di bordo allargati, è una vettura che si adatta ad ogni destinazione e a tutta la famiglia. Nuova Polo ha un design più accattivante e anche più high-tech, perché ora di serie ha fari full LED e richiedibile anche gli IQ Light come le sorelle maggiori. Questa tecnologia ci permetterà di condurre viaggi notturni più sereni, perché il fascio luminoso è più potente e può essere mantenuto acceso in profondità senza abbagliare chi sopraggiunge. A questo si aggiungono indicatori di direzione dinamici e una barra luminosa sulla calandra, ormai segno distintivo delle Volkswagen di ultima generazione. Più guidiamo la piccola di casa Volkswagen, più apprezziamo questo motore in 1000 turbo benzina da 95 cavalli, una soluzione intermedia che si pone tra le unità tutte e tre cilindri di stessa cilindrata a partire dall'aspirato di 80 cavalli al più potente 110, poi si affianca anche una versione ibrida a metano. Questo propulsore con 175 Nm di coppia, abbinato il cambio 5 marce, un manuale con una frizione molto morbida e dolce, si fa apprezzare anche tra le curve che salgono a Montecchio, perché anche con una seconda e una terza marcia riusciamo sempre a riprendere e rilanciare la vettura, mantenendo tra l'altro i consumi vicini a quelli di un diesel, nel combinato circa 17 km al litro. I sedili sono contenitivi giusto e danno un ottimo sostegno, hanno molte regolazioni e ci consentono di avere anche una seduta piuttosto sportiva. A questo si aggiunge una bellissima sensazione data dal volante, ottimamente rifinito, e da un colpo di sterzo sempre preciso, anche tra le curve, oggi tra l'altro bagnate, che ci portano sopra Verona. Il telaio è rigido e giusto, come ci ha sempre abituato Polo, e ha un ottimo compromesso con gli ammortizzatori, perché anche in questi cambi di direzione, oggi un po' viscidi, la macchina è sempre precisa sull'anteriore, molto allacciata sul posteriore e passa bene su tutte le asperità. Abbiamo dei cerchi in lega da 16 pollici, una gommatura non troppo azzardata ma giusta anche per utilizzarla sullo sconnesso cittadino. Transitando tra le vie della città col pavé si apprezza ancora di più l'ottimo assemblaggio della plancia e dei pannelli portiere. Totalmente assenti le vibrazioni e un'ottima insonorizzazione, roba da modelli superiori. Pratico il digital cockpit con un'ottima definizione, anche con cambi di luminosità ambientale, così come lo schermo centrale, che si può controllare con un colpo di mano. Gesti semplici, intuitivi, come quelli per regolare il climatizzatore. Decisamente un passo in avanti la carica induttiva per i propri device, che si possono connettere a Apple CarPlay e Android Auto anche senza cavo. Vasta la gamma degli ADAS, tra l'altro questa versione Style che stiamo guidando è equipaggiata con l'IQ Drive Pack, che oltre all'anticollisione, all'Lane Assist e al rilevatore di stanchezza che sono di serie, aggiunge il cruise adattivo e l'avvisatore dell'angolo cieco, veramente ben tarati e molto sensibili. È una bella dotazione considerando il segmento di vettura, quindi premiamo il tasto del Travel Assist sul volante e la vettura segue il flusso del traffico e ci mantiene in corsia. Nel cuore della città, Nuova Polo mette in mostra tutta la sua agilità, ma oggi ha ampiamente dimostrato di essere una vettura più matura dal punto di vista delle dotazioni e molto piacevole da guidare. Sono convinto che stupirà anche voi al primo test drive. Consultate un consulente vendite Volkswagen Vicentini per configurarne una versione e prenotare la vostra prova.